Mani della criminalità organizzata cosentina negli appalti pubblici, ospedale e università nel mirino, 21 gli arresti. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza, arrestato martedì scorso, ha risposto alle domande del GIP. Arrestato dalla Guardia di Finanza di Crotone il commercialista che avrebbe offerto mazzetti al giudice Petrini per il boss Saraco. Valentina, sorella di Bonaventura Ferri, morto di coronavirus, dice: ecco dove si è infettato mio fratello. 2 aziende in fiamme a Catanzaro tra San Pietro Lametino e Marcellinara. Domani torna in campo la Serie B, il Cosenza è impegnato a Cremona, il Crotone a Perugia, si gioca alle 21. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, tanta cronaca. Iniziamo con l'operazione Overture a Cosenza, 21 le ordinanze di custodia cautelare, le mani della cosca Perna Pranno sugli appalti dell'Annunziata e dell'Unical, le intimidazioni agli imprenditori e la Pax mafiosa per diversi proventi, estorsioni e spaccio di droga. Alcuni imprenditori vittime proprio del clan hanno denunciato le vessazioni subite, ma vediamo i nostri servizi. Le mani dei clan anche sui lavori di ampliamento dell'Annunziata di Cosenza, sugli interventi di ammodernamento del sistema di illuminazione del campus di Arcavacata e sulle opere di restauro del convento di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila. Episodi estorsivi nei confronti delle imprese assegnatarie dei lavori documentati nel corso delle indagini dei Carabinieri di Cosenza su delega della DDA di Catanzaro. Ma gli inquirenti hanno anche accertato il tentativo di riorganizzare sul territorio la cosca Perna Pranno, poi ridenominata Lanzino Cicero. Questa mattina alle prime luci dell'alba è scattata l'operazione Overture che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari nei confronti di persone appartenenti a 2 diversi gruppi criminali. 13 sono finiti in carcere, 2 ai domiciliari, mentre per altri 6 è stato disposto l'obbligo di dimora. Un sodalizio criminale che voleva imporre le sue regole per il controllo del territorio attraverso estorsioni, danneggiamenti, intimidazioni, ma anche furti ai danni di esercizi commerciali della zona. Ma non solo, anche minacce e aggressioni come quelle ai danni di un dipendente delle Ferrovie della Calabria a Cosenza. Motivo: il gruppo lo riteneva colpevole di non aver assunto un atteggiamento tollerante a fronte delle condotte illecite poste in essere da altri colleghi, uno dei quali aveva chiesto l'intervento protettivo del sodalizio mafioso. Le indagini hanno consentito di individuare anche un altro sodalizio criminale legato da vincoli di parentela con la famiglia Perna, dedito in particolare all'approvvigionamento e allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish, marijuana, un gruppo che si avvaleva di una fitta rete di pusher. Gli inquirenti hanno documentato numerosi episodi di spaccio. L'associazione disponeva inoltre di micidiali e armi da fuoco, anche da guerra. Ecco quelle sequestrate nel corso delle indagini: un mitragliatore Kalashnikov con matricola Brasa e relativo munizionamento, 8 pistole calibro 9x21 con matricola Brasa, munizioni di diverso calibro, nonché una carabina ad aria compressa. Sono stati gli imprenditori vittima delle estorsioni a denunciare e far saltare il sistema Cosenza, una sorta di pax mafiosa tra i gruppi criminali organizzati nella gestione del business, dello spaccio di droga e delle estorsioni. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa a Catanzaro, dove sono stati resi noti i dettagli dell'operazione Overture condotta dai Carabinieri di Cosenza. Il capo della DDA, Nicola Gratteri, spiega le modalità d'azione della consorteria criminale. Siamo entrati con questa indagine nel cuore della città di Cosenza, dove abbiamo questa mattina arrestato i componenti di un'associazione mafiosa, oltre che un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, un'associazione mafiosa che aveva un buon controllo di una parte di territorio dell'intera città e con modalità tipiche mafiose, cioè quella di chiedere la tangente, la percentuale in base all'importo di lavoro di tutte le opere pubbliche sino all'Università di Cosenza, tutte le opere pubbliche della città di Cosenza. Poi taglieggiavano in modo sistematico i commercianti e imprenditori
e alcuni di questi imprenditori hanno denunciato. Questo è un buon segnale. La parola d'ordine per le estorsioni era "siamo qui per conto di Gianfranco di San Vito", l'uomo scarcerato nel 2016. Scontata la pena, al momento della sua scarcerazione ha attivato tutta quella rete di relazioni per ricostituire, riorganizzare il gruppo di riferimento. Per cui questa è una capacità che ci impone di stare costantemente in allerta, di tenere altissima l'attenzione su tutto il territorio. Durante le perquisizioni ritrovate non solo armi da guerra ma anche divise dei carabinieri, particolari definiti inquietanti nel corso dell'incontro con i giornalisti. Sicuramente questo è il dato che preoccupa di più, il rinvenimento di uniformi dei carabinieri, ma anche e soprattutto la disponibilità di queste associazioni di armi, pistole, fucili, anche armi da guerra. Abbiamo rinvenuto dei Kalashnikov e anche questa mattina nel corso delle esecuzioni tra i vari fucili è stato sequestrato un fucile a pompa. Questo dimostra, oltre che un fucile di precisione, questo dimostra chiaramente che le associazioni hanno necessità anche di affermare il potere sul territorio, oltre che con la caratura criminale dei personaggi che le compongono, anche utilizzando i mezzi forti. E sarà l'ex SIR di Lamezia ad ospitare il maxi processo denominato Rinascita Scott, che dunque si svolgerà in Calabria. La conferma arriva dal procuratore Gratteri a margine proprio della conferenza stampa degli arresti nell'operazione odierna Overture. Sarà la Fondazione Terina ad ospitare il maxi processo scaturito dall'operazione Rinascita Scott, che vede indagate 474 persone. Nei giorni scorsi il sopralluogo nella struttura lametina, non solo da parte di alcuni tecnici inviati dal Ministero della Giustizia, ma anche del procuratore Nicola Gratteri. Siamo soddisfatti perché è la soluzione diciamo più veloce rispetto alle almeno 10 opzioni che c'erano sul tavolo ieri. C'era presente il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale della Corte d'Appello di Catanzaro e il Presidente del Tribunale di Catanzaro, io, c'era il Sindaco di Catanzaro, c'era il Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, c'erano i rappresentanti della Protezione Civile, c'erano i rappresentanti ovviamente del Ministero, il Capo di Gabinetto, i 2 vice capi di Gabinetto, c'era il Capo del DOG, c'erano tutti i vertici del Ministero. La cosa da fare, la soluzione migliore è stata questa di Lamezia Terme, perché uno, ancora ovviamente non c'è nulla di scritto, però a voce il Presidente della Giunta regionale della Calabria ha detto che dà in concessione gratuita questo locale dove possono stare di lungo 100 metri per 80, dove possono stare comodamente 1000 persone. Quindi questa è la cosa più importante, la cosa base. Poi c'è il Presidente della Protezione Civile che come emergenza ristruttureranno questo locale interno per renderlo agibile nel breve periodo. Si pensa che se ovviamente si firma loro nell'arco di un mese e mezzo riusciranno a completare internamente, poi ovviamente con calma si faranno le opere di struttura di messa in sicurezza, ma ovviamente nel frattempo garantiranno la sicurezza ovviamente i carabinieri e l'esercito. Torniamo invece adesso, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo sull'operazione denominata Malefix, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto di 21 persone, infliggendo un duro colpo alle storiche consorterie criminali De Stefano Tegano e Libri di Reggio. Il giorno dopo l'operazione Malefix, con la quale la Polizia di Stato ha assestato un duro colpo, ricordiamo 21 arresti ai clan De Stefano Tegano e Libri di Reggio Calabria, le analisi non mancano e sono tutte di estremo interesse perché evidenziano dinamiche inquietanti. Il sistema delle estorsioni era a pieno regime nella città dello Stretto, imprenditori e commercianti erano taglieggiati e per stare tranquilli pagavano anche quando trovare soldi non era facile. La ferocia degli uomini di 'ndrangheta induce spesso a tenere un profilo basso,
un muro, che però il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ha invitato ad abbattere. La libertà significa non essere vincolati a nessuno, ha detto in buona sostanza ieri in conferenza stampa quando l'operazione Malefics è stata presentata alla stampa. L'inchiesta, che si è avvalsa anche delle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ha messo in evidenza situazioni conflittuali all'interno dei clan, contenziosi sorti per somme di denaro non versate da un gruppo all'altro dopo il completamento di un'estorsione, tanto da decidere un summit d'urgenza, ed anche il pericolo di scissioni. Per esempio Gino Molinetti, uomo dei De Stefano, considerato elemento di spicco della cosca, aveva deciso di trovare una sua nuova identità criminale. Non voleva essere più al soldo del clan, ma avere un gruppo autonomo da guidare. Secondo alcune intercettazioni si era arrivati a pensare che i De Stefano fossero in discesa libera, che insomma avessero perso potere, ma rispetto a certe situazioni il gruppo contava e come, soprattutto quando c'era da dire no a Molinetti, suscitando nell'uomo un notevole malcontento. Molinetti puntava a diventare il capo della locale di Gallico, quartiere a nord della città, un'ambizione tutt'altro che minima. Anche lì la situazione è veramente difficile, molti fatti di sangue sono avvenuti negli ultimi anni, eppure anche nell''ndrangheta si cerca di fare carriera, ma è arrivata la Polizia di Stato e ha infranto i sogni di tanti. Ancora la cronaca arriva questa volta da Cosenza, dove il comandante dei Vigili del Fuoco del comando provinciale è stato arrestato martedì scorso e ha risposto alle domande del GIP. Ha dato la sua versione dei fatti rispondendo alle domande che gli hanno posto sia il GIP che il PM nel corso dell'interrogatorio di garanzia, cui è stato sottoposto in carcere Massimo Cundari, il comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza, arrestato martedì scorso dai carabinieri con l'accusa di concussione e falso in atto pubblico. Cundari ha escluso qualsiasi condotta riconducibile ai reati contestati. Insieme a lui davanti ai giudici il difensore Nicola Carratelli, che ha riferito che il suo assistito non si sarebbe trovato in difficoltà né ha avuto alcuna esitazione di fronte alle domande postegli dal GIP Giuseppe Greco e dal PM Giuseppe Visconti. A Cundari, lo ricordiamo, viene contestato, oltre alla concussione e al falso in atto pubblico, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. In particolare, secondo l'accusa, il comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza avrebbe chiesto e ottenuto da un imprenditore la consegna di 8.500 euro in cambio dell'autorizzazione per poter aprire un impianto di rifornimento GPL. Corruzione in atti giudiziari aggravata dal metodo mafioso. È stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Crotone un noto commercialista che ha lo studio a Cosenza, Antonio Claudio Schiavone. Nell'ambito proprio dell'inchiesta denominata Genesi avrebbe offerto mazzette al giudice Petrini per ottenere una sentenza favorevole per Antonio Saraco, uno dei capi della cosca di Guardavalle. Nuovo capitolo dell'inchiesta Genesi, l'indagine coordinata alla DDA di Salerno che ha svelato il sistema corruttivo nel Palazzo di Giustizia di Catanzaro e che lo scorso 15 gennaio ha portato in carcere tra gli altri il giudice Marco Petrini, ex presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, che avrebbe intascato tangenti per aggiustare sentenze. Adesso in manette è finito un noto commercialista di Cosenza, Antonio Claudio Schiavone, che avrebbe offerto soldi al giudice Petrini per ottenere la restituzione dell'ingente patrimonio sequestrato nel 2018 ad Antonio Saraco, ritenuto uno dei capi del clan Gallace Gallelli Saraco, arrestato nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Catanzaro Iteca Fribot. In quell'occasione furono congelati beni per un valore di 25 milioni di euro. Ebbene, secondo le accuse, il commercialista cosentino avrebbe corrotto Petrini proprio per ottenere una sentenza favorevole alla restituzione di quei beni al boss della cosca di Guardavalle. Le mazzette e le altre regalie elargite a Petrini inoltre sarebbero servite anche per ottenere rassicurazioni proprio da parte dell'allora presidente della Corte d'Appello di Catanzaro di sistemare anche la posizione penale di Saraco al fine di ottenere una forte riduzione di pena. Secondo le accuse dunque il commercialista avrebbe agito per agevolare la potente cosca di 'ndrangheta. Schiavone è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Crotone con l'accusa di corruzione in atti giudiziari aggravata dal metodo mafioso.
Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di coronavirus perché abbiamo intervistato Valentina Ferri, la sorella del caporeparto dei Vigili del Fuoco Angelo Bonaventura Ferri, scomparso proprio per il Covid-19 il 13 aprile scorso. In una lunga chiacchierata dalla quale vi proponiamo un primo stralcio, raccontiamo le prime fasi proprio della malattia del 51enne cosentino, tra le 4 vittime del virus più giovani nella nostra regione. Angelo Bonaventura Ferri è una delle 97 vittime dell'epidemia di Covid-19 in Calabria. Il capo reparto dei Vigili del Fuoco di Cosenza aveva soltanto 51 anni e nessuna patologia pregressa. La sorella, Valentina, ha accettato di parlare con noi e rivivere i giorni della malattia, contratta nel mese di marzo. Purtroppo è così. Mio fratello, nonostante fosse una persona estremamente accorta, che ha iniziato molto prima degli altri a preoccuparsi, a mettere in guardia, ad utilizzare le mascherine, lavarsi le mani, detergenti vari, è stato contagiato da questo virus in situazioni che ancora ci sono poco chiare, perché non riusciamo sicuramente a stabilire la data del contagio. Sta di fatto che non si è allontanato da Cosenza e possiamo ritenere che sia avvenuto a causa di quelli che sono gli asintomatici e purtroppo sono il pericolo più grande e sono tra di noi, naturalmente non sviluppando alcuna sintomatologia. Magari sono i più tranquilli di salire in un'auto, di stare nella stessa stanza con persone, anche di sentirsi tranquilli, di non coprirsi con una mascherina. Purtroppo parliamo dei primi tempi, del primo momento in cui qui a Cosenza non si pensava assolutamente alla reale e concreta esistenza di questo virus. Probabilmente proprio sull'ambiente di lavoro? Lo ritengo probabile. Purtroppo, come ti dicevo prima, il discorso dell'asintomatico non ti consente. Sicuramente a seguito del suo contagio è probabile che siano stati fatti dei tamponi e magari persone che non hanno sviluppato dei sintomi si saranno potute rendere conto del loro essere asintomatici. Già il venerdì, dopo l'11, non era andato al lavoro. E naturalmente noi come famiglia non siamo stati da lui informati perché sicuramente ci ha voluto tutelare, in quanto la prima cosa avremmo fatto era andare a sincerarci delle sue condizioni. Mercoledì sera, durante una nostra telefonata nella quale ho avvertito nel suo respiro un qualcosa di diverso al telefono e ovviamente ho dato immediatamente l'allarme il nostro fratello più piccolo, pregandolo di cercare di capire, di aiutarci. Purtroppo quella sera stessa, nonostante Angelo fosse in contatto già da venerdì con il nostro medico curante, quella sera stessa le sue condizioni di ossigenazione sono precipitate, tant'è che si è reso necessario lo spostamento all'ospedale dell'Annunziata, dove gli è stata fatta una TAC ed è stata riscontrata la polmonite. Questo accadeva il 18 a notte. Torneremo a parlare ancora di questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto parliamo del bollettino che riguarda la nostra regione, perché il secondo giorno con 0 contagi in Calabria, lo attesta proprio il bollettino quotidiano emesso dalla Regione Calabria. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, le persone risultate positive al coronavirus sono 1175, 0 in più rispetto a ieri, quelle negative 88.074. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 177 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare,
431 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 254 guariti e 19 deceduti. A Crotone 112 guariti e 6 deceduti. A Vibo 2 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso, e dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.469. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Torniamo adesso a parlare della discarica di Celico, perché il TAR ha bocciato in parte l'ordinanza emessa dalla Presidente Santelli, accogliendo il ricorso presentato dalla società del gruppo Vrenna. Il TAR della Calabria boccia in parte l'ordinanza della Presidente Santelli sulla discarica di Celico, accogliendo i ricorsi presentati dalla società del gruppo Vrenna che gestisce l'impianto e dai comuni di Celico, Casali del Manco, Rovito, Spezzano della Sila, Lappano e Pietrafitta. In pratica i giudici amministrativi hanno stabilito che nel sito presilano non potranno essere abbancati rifiuti che non abbiano la certificazione della compatibilità ambientale. Va ricordato che l'ordinanza della Regione prevedeva il conferimento di 300 tonnellate al giorno di rifiuti provenienti da alcune delle province calabresi nella discarica di Celico. Oggi il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso solo sul presupposto della dedotta violazione della normativa ambientale che vieta l'abbancamento dei rifiuti non catalogati. Secondo l'avvocato Cretella, legale dell'azienda, il provvedimento ristabilisce la legalità rispetto alle pretese regionali di derogare alla normativa ambientale. Adesso 2 aziende in fiamme a Catanzaro fra San Pietro Lametino e Marcellinara. È stata una notte di fuoco impegnativa per i pompieri nel catanzarese. Fiamme e fumo dopo la mezzanotte a San Pietro Lametino, il rogo all'interno di un'azienda di smaltimento rifiuti solidi urbani. All'interno del capannone cumuli di spazzatura, plastica, legno, metallo. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno lavorato procedendo allo smassamento e allo spegnimento dell'incendio. Nessun ferito. Poche ore dopo, prima dell'alba, un altro incendio è divampato in una ditta di autodemolizione in contrada Serramonda nel comune di Marcellinara. Il rogo ha interessato un capannone con rottami di automobile. È stato difficile operare per i vigili del fuoco di Chiaravalle a causa delle temperature elevate prodotte dalla combustione. Le fiamme alte hanno danneggiato la struttura del deposito. Necessario l'intervento di un'autobotte proveniente da Vibo Valentia. In corso le verifiche da parte del nucleo operativo NBCR, acronimo di nucleare, biologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco, chiamato ad operare in situazioni difficili e valutare il danno ambientale. Intanto il presidente della commissione antimafia Nicola Morra ha chiesto ai ministri Lamorgese e Gualtieri di inviare degli ispettori ad hoc proprio per verificare presunte anomalie riscontrate nel bilancio del comune di Cosenza, denunciate dalla società che si occupa proprio del servizio di depurazione per la città. In un'interrogazione Morra chiede di inviare degli ispettori al comune per verificare che fine abbiano fatto i soldi destinati alla copertura del servizio di depurazione che i cittadini pagano nella fattura per il servizio idrico, e se al riguardo siano state legittime le variazioni apportate al bilancio comunale nell'anno 2020. La società per la depurazione delle acque e il corretto funzionamento della rete fognaria vanterebbe nei confronti proprio dell'amministrazione comunale un credito pari a 2.735.000 euro relativo proprio alle annualità 2019
2019 residua del 2018, in quanto le somme stanziate nell'esercizio finanziario 2019 sarebbero state utilizzate per pagare parzialmente le spettanze del 2018 e per l'anno 2020 non risulterebbe l'impegno di spesa necessario. A tal proposito, qualora dovessero essere riscontrate altre anomalie in merito alla redazione del bilancio, Morra suggerisce la rimozione dei funzionari e dei dirigenti del Comune di Cosenza coinvolti proprio in questa strana vicenda. Poi Morra si riserva di trasmettere l'interrogazione alla Procura della Repubblica di Cosenza. Cambiamo argomento, parliamo di teatro perché si parte dopo il lockdown. Domani al Palacultura di Rende lo spettacolo comico Doppia Coppia. Ripartiamo con il teatro finalmente, domani 26 giugno alle ore 21 al Palacultura di Rende in via Rossini portiamo in scena il primo spettacolo dopo il lockdown e abbiamo scelto uno spettacolo comico perché è giusto che dopo questa quaresima di quarantena si riparta ritemprando lo spirito attraverso il sorriso, e questo spettacolo sicuramente potrà suscitare il sorriso. È uno spettacolo che ha già vinto il premio Se ridi viene meglio al Teatro Antigone di Roma e quindi parte con i migliori auspici, e poi ci sono 3 attori bravissimi che sono Paolo Mauro, Raffaella Reda e Graziella Spadafora. Dunque vi aspettiamo domani sera alle 21 al Palacultura con lo spettacolo Doppia Coppia. Ciao! Adesso invece parliamo di sport, di calcio, di Serie B, perché domani tornano in campo le squadre calabresi. Il Cosenza sarà impegnato a Cremona mentre il Crotone giocherà a Perugia, entrambe giocheranno alle 21. Con il morale decisamente più alto dopo il successo sulla Virtus Entella, il Cosenza è arrivato a Cremona, dove domani cercherà di proseguire la corsa in salita verso la salvezza. Lo ribadisce in ogni intervista Roberto Chiuzzi. La classifica impone di cercare sempre la vittoria attraverso l'equilibrio e la concentrazione. Non ci saranno Canutè ed Asensio. Il tecnico rossoblù non si fascia la testa. La rosa è ampia, dice, e tutti meritano di giocare. Bisogna tenere alta la concentrazione su tutto ciò che l'avversario metterà in campo, quindi la settimana per noi è sempre fondamentale per proprio preparare la gara nel miglior modo possibile, quindi ogni avversario ha le sue forze, ha le sue caratteristiche, dobbiamo essere bravi nel mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di poter affrontare la gara con le idee più chiare, insomma. Questa è la cosa più importante. La classifica devi sempre rincorrere, se fai un passo in avanti devi stare attento a non farne 2 indietro, quindi la cosa importante è restare il più possibile aggrappati, insomma, a questa salita e cercarla di scalarla giornata dopo giornata, con la fortuna di avere una rosa molto ampia, l'ho detto l'altra volta, con ogni giocatore di questa rosa ha delle caratteristiche importanti che fanno al nostro caso e che si sposano con le mie idee, quindi io non vado a guardare le assenze, dispiace non avere elementi della loro forza, però assolutamente io preparo la settimana con chi ho a disposizione, io e lo staff cerchiamo di metterli di dargli le giuste nozioni per poter affrontare la gara nel miglior modo possibile. Recupera solo Zac e Messias Giovanni Stroppa, che attende il reinserimento in gruppo di Mazzotta e Spolli per la prossima trasferta. Intanto a Perugia potrebbe essere Benali a prendere il posto dello squalificato Barberis. Il pareggio con il Chievo ha lasciato un po' di rammarico nei rossoblù, ma non ha modificato le distanze nella parte alta della classifica. Di sicuro finalmente abbiamo messo nelle gambe una partita vera e questo ci può servire come allenamento a migliorare appunto la condizione fisica. Quello che mi viene, diciamo, che mi preme di più è la capacità di mantenere un palleggio
migliore, in modo da non spendere magari energie fisiche durante la gara. Per quanto riguarda i giocatori indisponibili, hanno, come avevo detto alla vigilia della partita col Chievo, qualche acciacco che stiamo risolvendo, ma purtroppo soltanto Zax ha recuperato. Vediamo se riusciamo a portare ad Ascoli Mazzotta e Spolli, dopodiché si stanno allenando tutti individualmente, ma non sappiamo se li rischieremo poi per Ascoli o se invece li terremo per la partita in casa col Benevento. Per chiudere il quadro del calcio di Serie B, diciamo che il Comune di Reggio ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente della Regina Luca Gallo. La decisione è stata presa dalla giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Falco Matà. Luca Gallo si ringrazia proprio il sindaco e l'amministrazione comunale per avermi conferito la cittadinanza onoraria di Reggio. Per me è un onore essere insignito di tale riconoscimento, e lo ricordiamo, sabato la Regina presenterà il primo calciatore di questo campionato di Serie B, che è Menezza. Adesso vediamo l'andamento della borsa. Chiusura lievemente positiva per le borse europee. Sullo sfondo permangono i timori legati al diffondersi della pandemia, che potrebbe rallentare la riapertura delle attività e portare persino a nuove chiusure. Preoccupa soprattutto la situazione degli Stati Uniti, dove si continua ad assistere a un incremento dei contagi, in particolare in Florida e California, che hanno registrato il record di nuovi casi. A ciò si aggiunge l'allarme lanciato ieri da parte del FMI, che ha tagliato le stime sull'economia globale rispetto ad aprile alla luce dei danni provocati dall'emergenza sanitaria. A peggiorare il sentiment contribuisce anche il riemergere delle tensioni commerciali tra USA e Unione Europea, con Washington pronta a ritoccare i dazi sulle importazioni europee nell'ambito della disputa sugli aiuti al settore aereo. Per quanto riguarda l'Europa, la BCE ha lanciato un nuovo strumento per garantire linee di rifinanziamento precauzionali in euro alle banche centrali al di fuori dell'Eurozona. A Piazza Affari il FTSE/MIB termina in rialzo dello 0,4%, sostanzialmente in linea con il FTSE 100 di Londra, più 0,4%, guadagni più consistenti per il DAX di Francoforte a più 0,7%, il CAC 40 di Parigi a più 1%, l'Ibex 35 di Madrid a più 1,2%. Oltreoceano viaggiano lievemente negativi il Dow Jones a meno 0,2%, l'S&P 500 a meno 0,1% e il Nasdaq a meno 0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro si deprezza a 1,121, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 107,2. Tra le materie prime scambiano sostanzialmente invariate le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,2% a $40,4 e il WTI a più 0,2% a $38,1 al barile. Sull'obbligazionario infine lo spread BTP-Bund si amplia a 176 punti base, con il rendimento del decennale italiano in area 1,3%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano soprattutto Banco BPM a più 2,3%, Nexi a più 2,1%, Ubi sempre a più 2,1%, mentre Campari a meno 3,2% scivola in coda al FTSE/MIB. Grazie e buon proseguimento di serata! E chiudiamo con il meteo. L'alta pressione in rimonta sulla nostra regione garantirà tempo buono su quasi tutto il territorio, al netto di una breve instabilità pomeridiana possibile solo sui monti, con temperature in rialzo in attesa di un weekend che sarà tipicamente estivo, con temperature calde ma non eccessivamente. E tempo bello grazie appunto all'azione dell'anticiclone delle Azzorre, che estenderà la sua influenza gradualmente anche sulla nostra regione. Domani cielo sereno, durante il pomeriggio aumento della nuvolosità sulle aree montuose, in particolare di Sila e Pollino, dove potrebbero verificarsi isolati brevi rovesci o temporali. In rapido esaurimento sempre nel corso del pomeriggio stesso. Temperature in ulteriore lieve aumento ovunque, su valori consoni per il periodo. Passiamo a mari e venti, domani mari quasi calmi, venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.